Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Buongiorno a tutti. Do semplicemente il via a questa conferenza stampa per il lancio della 57esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto, ringraziandovi per la partecipazione, ringraziando tutti coloro, e sono molti, che si sono impegnati nella realizzazione e nell'organizzazione di questo concorso, e ringraziando soprattutto gli sponsor che sono qui con noi e a cui poi verrà data la parola, senza i quali il concorso avrebbe avuto qualche difficoltà per essere realizzato. Grazie a tutti. Benvenuti, buongiorno a tutti alla conferenza stampa del 57esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto, che si svolgerà dal 24 al 26 maggio, la prossima settimana appunto, qui a Vittorio Veneto. I ringraziamenti, un evento così importante naturalmente si realizza con il concorso di molte voci e di molte mani e di molte braccia anche, e quindi un grande ringraziamento al Comune di Vittorio Veneto per la costanza con cui ha sempre portato avanti questo concorso e dandole l'importanza che ha in Italia per la sua, come punto di riferimento per la coralità italiana. L'Ufficio Cultura che collabora e organizza tutte le attività, la Regione Veneto, la provincia di Treviso, il main sponsor che è Prosecco Doc, il contributo di Feniarco, qui rappresentata da Marco Fornasier, l'ASAC Veneto, qui rappresentata da Sabrina Carraro, Banca Prealpi San Biagio, qui rappresentata da Flavio Salvador, vicepresidente, e Stefano Morini, responsabile della direzione finanza. La sezione del coro ANA di Vittorio Veneto, l'Ipsar Beltrame di Vittorio Veneto. Un ringraziamento anche al comitato artistico, dove io ho l'onore di coordinare Stefano Daros, Alessandro Kirchner, Benedetta Nofri, Giorgio Susana, e la giuria composta dai maestri Pierluigi Comparin, presidente, Marco Berrini, Sandro Filippi, Elena Sartori e Paolo Zaltron. L'edizione di quest'anno è un'edizione
ricca sia di qualità che per i numeri. Abbiamo infatti 21 cori iscritti che parteciperanno a 30 competizioni nelle varie categorie. Le regioni rappresentate sono Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. 7 le categorie: la categoria A musica sacra, B musica profana, C canto popolare, categoria D vocal pop. La categoria E è una categoria nuova quest'anno, è l'omaggio a Efrem Casagrande. Come saprete quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita di Efrem Casagrande, quindi il concorso in modo particolare si dedicherà anche a questo aspetto con un'iniziativa di cui vi parlerò anche dopo. Quindi ci sarà una categoria dedicata all'esecuzione solo di brani di Efrem Casagrande. Poi c'è la categoria F di cori scolastici, che è divisa in cori di scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Il calendario delle competizioni si comincerà venerdì pomeriggio, venerdì 24, con la categoria dei cori scolastici. Sabato mattina alla Pieve di Sant'Andrea ci sarà la categoria sacra, musica sacra, poi a seguire nel pomeriggio categoria B, polifonia profana originale d'autore, e categoria C, canto polifonico di ispirazione popolare. Domenica mattina ci sarà la categoria D con vocal pop, jazz spiritual, e la categoria è omaggio a Efrem Casagrande. Come di tradizione ormai il sabato sera ci sarà un concerto straordinario che quest'anno sarà tenuto dal celebre coro CET, Canto e Tradizione di Milano, diretto dal maestro Alessandro Ledda. Dicevo che per i 100 anni della nascita di Efrem Casagrande è stata allestita una mostra retrospettiva interessantissima che ho curato io personalmente come curatore scientifico, condensando lo studio di 10 anni di ricerche, perché da 10 anni dirigo il coro ANA, ho ereditato il suo coro ANA di Vittorio Veneto, e quindi sento sempre parlare di questo grande musicista, ho visto le sue musiche, ho sentito tutti questi retroscena, e la mia passione per le ricerche mi ha portato con pazienza a mettere insieme tutte queste notizie che raccoglievo da amici, da archivi, e ha portato alla pubblicazione anche di un significativo catalogo che sarà disponibile nella mostra, dove ci sono tutte quello che sappiamo, quello che possiamo conoscere di Efrem Casagrande, compreso il catalogo delle sue opere, che sono un corpus di circa 300 titoli. Sono particolarmente contento che la città dia questo tributo al grande musicista che è Efrem Casagrande, che ha sicuramente portato il nome di Vittorio Veneto nel mondo, e tuttora se siamo qui è merito suo, perché lui è stato il fondatore del concorso nazionale corale. Oltre a questo c'è l'iniziativa sempre collaterale al concorso Aspettando il corale, che proporrà 10 appuntamenti in questi giorni, da qui ai giorni del concorso, 10 appuntamenti con i cori vittoriesi, i cori del territorio, per preparare insomma la strada all'arrivo dei cori ospiti del concorso. Questo è in sintesi il programma del concorso. Adesso darei la parola a Marco Fornasier, rappresentante di Feniarco, che è il nostro partner importante. Buongiorno a tutti, un saluto da parte di Feniarco e del suo presidente Ettore Galvani. Siamo alla 57esima edizione di un concorso nazionale corale. È una tappa significativa e a testimonianza di un percorso molto lungo, di un impegno, di un'energia, di una convinzione che il Comune di Vittorio Veneto ha messo a disposizione della comunità, ma direi dell'intera penisola,
perché organizzare un evento di caratura nazionale con i risultati che ha ottenuto nel tempo e che sono certificati anche dai numeri di questa edizione, che si rivolgono alla cultura, al canto corale, allo stare insieme e che contribuiscono al miglioramento della nostra società, credo che sia un elemento davvero significativo, e quindi da parte nostra il plauso a questa iniziativa che viene portata avanti nel tempo. Come Federazione Nazionale siamo sempre vicini alle attività di livello, alle attività che vengono organizzate sui vari territori. Ci sono molti concorsi corali nazionali e questo è uno di quelli più importanti e fa parte della rete dei concorsi nazionali coordinata dalla nostra federazione, che vuole costituire I concorsi, dicevo, vogliono costituire momenti di crescita, di confronto, di condivisione, quindi sono dei percorsi che stimolano tutti i cori associati, che sono numerosissimi in Italia, a intraprendere una strada per costruire qualche cosa di importante, una strada per trovarsi, per mettere su un repertorio specifico, per concentrarsi su un determinato autore, e quindi il momento dell'esibizione è semplicemente il coronamento di questo percorso, che si vede solo in 2 giornate intense dedicate giustamente al pubblico, in cui i cori mostrano questa loro parte, diciamo, conclusiva di un progetto che sicuramente è partito 6 mesi prima, 1 anno prima, e quindi tutte queste iniziative volte a incentivare la diffusione e la valorizzazione del canto corale sono per noi degne di sottolineatura, sono per noi importanti, e quindi auspichiamo lunga vita al concorso nazionale corale di Vittorio Veneto, ringraziando anche da parte nostra, oltre al Comune che abbiamo già, come abbiamo già detto, anche tutti coloro che si attivano, coloro che contribuiscono sia personalmente, perché servono molte energie umane, non solo economiche, per realizzare un concorso, e gli sponsor che contribuiscono invece dal punto di vista economico a sostenere un'iniziativa di grande valore culturale per l'Italia intera. Passiamo la parola ora a Flavio Salvador, vicepresidente Banca Prealpi San Biagio. Buongiorno a tutti. Allora io porto i saluti del nostro Presidente Carlo Antiga, del Consiglio di amministrazione, i miei saluti, quelli di colleghi presenti qui. E questo è il 13° anno che Banca Prealpi San Biagio sostiene questa iniziativa, questo concorso nazionale che è stato portato avanti e organizzato con passione e competenza dal Comune di Vittorio Veneto e dalle associazioni Feniarco e ASAC, competenza che si è tramutata nel corso degli anni in un momento in cui attira la partecipazione di corali che vengono da molte regioni d'Italia. Ecco, il 57° concorso nazionale vuol dire che ha una storia dietro di presenza continua sul nostro territorio. Le corali, ricordiamolo, rappresentano sempre un momento di aggregazione, un momento in cui vengono riscoperti canti, tradizioni e storie che non sono scritte sui libri di storia, ma fanno parte comunque della storia del nostro popolo, dei nostri territori, e che poi alla fine lasciano un'impronta indelebile su quella che è poi il proseguo della vita delle nostre comunità. Rappresentano un momento di incontro, di scambio e di crescita culturale per tutti, per coloro che partecipano direttamente e anche indirettamente. Quindi un momento in cui la presenza di una banca di credito cooperativo come Banca Prealpi San Biagio, che ci tiene al territorio perché nel territorio vive, nel territorio lavora,
e quindi per noi è un momento importante questo nel sostegno di tutte queste iniziative. Quindi un grazie a tutti gli organizzatori, alle associazioni, alle corali che ci allieteranno nei momenti in cui interverremo alle loro rappresentazioni, e credo che questo possa andare avanti anche nel futuro con grande soddisfazione di tutti. Grazie. Grazie a Stefano Zanet di Banca Prealpi San Biagio. Voglio di nuovo ringraziare il main sponsor Prosecco Doc nella persona di Stefano Zanette, che doveva essere con noi oggi ma per sopraggiunti impegni non ha potuto raggiungerci. L'ultimo ringraziamento lo voglio fare a tutti i coristi, a tutti i cori che parteciperanno al concorso, ai cori che parteciperanno ad Aspettando il Corale, facendo questa considerazione. Questo evento mostra un grande patrimonio culturale, immateriale, che è il lavoro di centinaia e centinaia di coristi, amatori, che per amore del canto corale si impegnano e raggiungono dei livelli veramente elevati. Questo dimostra come si può fare qualcosa di molto importante per la crescita personale e per il gusto anche di conservare questo importante patrimonio culturale che è il canto corale e la nostra musica. Grazie a tutti e vi do appuntamento al concorso, al 57° concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto, 24, 25 e 26 maggio 2024. Se ci sono domande. Nella cartellina stampa avete tutte le informazioni per... Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio.